Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Produttori e consumatori anche quest'anno si sono incontrati a Roveredo di Guà, alla Fiera del Radicchio Rosso di Verona. La manifestazione è giunta quest'anno alla 15ª edizione. Questo prodotto così importante per il nostro territorio dal 2008 ha ottenuto la certificazione di IGP, Indicazione Geografica Protetta. Il marchio IGP garantisce che questo prodotto viene coltivato in determinate aree geografiche che corrispondono alle aree del Basso Veronese, del Montagnanese e del Basso Vicentino. L'importanza che ha assunto questa manifestazione è chiaramente dimostrata anche dal fatto che quasi tutti i sindaci del territorio hanno presenziato a questa inaugurazione e non solo loro, ma sono venute anche personalità importanti del panorama politico provinciale, regionale e anche nazionale. Qual è il ruolo della provincia nello sviluppo del territorio e nello sviluppo del radicchio in particolare? La provincia è sempre in prima linea nel valorizzare, nel promuovere i nostri prodotti tipici in generale, in particolare in questa stagione il nostro radicchio di Verona ha indicazione geografica protetta. Infatti la provincia di Verona è il terzo produttore in Veneto di radicchio, per questo quindi noi siamo sempre a fianco dei nostri agricoltori per fare conoscere sempre più ad un pubblico sempre più ampio la nostra produzione. Quanto conta il radicchio nel comune di Roveredo di Guà? È il prodotto sicuramente più importante per la nostra economia, è quello che dà sicuramente il reddito migliore ai nostri agricoltori. Siamo giunti alla 15ª edizione di questa manifestazione. Com'è cambiata la percezione di questo prodotto in questi anni? Il radicchio non è più visto come una cicoria, tra virgolette, dicevo una volta, ma sicuramente un prodotto di nicchia importante nelle nostre tavole, sia da consumare fresco, sia cotto, sia in risotti e quant'altro. Il ruolo della provincia nello sviluppo di questo prodotto è stato molto importante in questi anni. Siamo partiti 15 anni fa con tanta voglia di fare perché volevamo mettere in evidenza il lavoro immane che i nostri coltivatori stavano facendo nel territorio. Anno dopo anno si sono affinati, hanno fatto un prodotto elegante, sereno proprio da mettere in tavola. La certificazione vuol dire collocare nel territorio questo prodotto, renderlo ben visibile e allora la gente sa dove viene coltivato, dove viene prodotto e sa cosa mangia. Qualche ricordo, qualche aneddoto? È stato importantissimo l'anno scorso che il ministro dell'agricoltura Zaia, che poi è arrivato ad essere presidente della Regione Veneto, è venuto qui a immortalare questa manifestazione e dare lo slancio che merita. Si parlava nel suo intervento dell'importanza per la salute di questo prodotto. Oggi consumare molta frutta e verdura rappresenta un'arma fondamentale per difenderci da quelle che sono le maggiori patologie che oggi attanagliano il nostro paese come tutti i paesi industrializzati, quindi parliamo della patologia cardiocerebrovascolare e della patologia oncologica. Mangiare alimenti come un radicchio di Verona rappresenta senza dubbio un buon modo per difendere la nostra salute. Com'è cambiata l'immagine di questo prodotto a livello nazionale? Il prodotto, avendo avuto il riconoscimento della sua origine controllata, protetta, è un prodotto che senza dubbio oggi si può proporre sul piano nazionale e internazionale come un prodotto di altissimo livello. Quello che io veramente desidero è che venga riconosciuto ai produttori, cioè a chi quotidianamente poi è impegnato per consegnarci questo meraviglioso fiore, perché assomiglia a un fiore, la possibilità di avere anche economicamente un ritorno, perché oggi fare agricoltura di qualità significa anche investire, crederci e i risultati devono arrivare. La promozione che la Regione possa fare di prodotti enogastronomici, nella fattispecie del radicchio, ovviamente a livello regionale, sia quello di Treviso ma anche il nostro, credo sia un qualcosa di fondamentale. In un periodo difficile per l'economia qual è questa, quanto è importante sviluppare il settore primario anche nell'ottica di un contrasto a questi fattori magari deteriori della globalizzazione? In un periodo come questo credo che sia importante promuovere il settore primario, ma soprattutto sostenerlo perché sta attraversando un momento di grande difficoltà. Abbiamo sentito tanto parlare di questo prodotto, ma ce lo può descrivere? Il nostro radicchio del Veronese, non solamente del Veronese ma anche la parte vicentina e padovana, è la pezzatura medio-piccola. Questo qua è il nostro rosso, l'oro, che dicevamo una volta serviva
solamente per le aziende agricole a passare l'inverno, nel senso che era l'unica fonte di reddito. Attualmente invece ha preso il mercato, il consumatore lo richiede, lo compra, noi diamo un prodotto fresco, sano, il miglior radicchio io penso fatto in questo periodo, raccolto in dicembre, è la migliore qualità che abbiamo nel nostro territorio. Si può dare un po' di numeri? La nostra produzione è sui 200.000 quintali, ettari coltivati sono 1.200-1.500, le aziende coinvolte sono dalle 500-600 aziende. Quindi danno lavoro a circa 2.000 persone? Come aziende agricole, dopo abbiamo la filiera di confezionamento, la parte commerciale che anche quella è consistente. A livello di grande distribuzione, questo prodotto come viene visto? Beh, la grande distribuzione in questo momento sta guardando con un occhio di riguardo il prodotto. Stiamo lavorando per inserirlo nella grande distribuzione in una maniera idonea e credo che abbiamo di buoni risultati. Si comincia a parlare di questo prodotto anche nei media nazionali. Sì, questa mattina ad esempio abbiamo dato l'immagine del nostro prodotto su Rai 1, Occhio alla Spesa, è una trasmissione che riguarda il settore alimentare, abbiamo promosso il nostro prodotto e il nostro territorio. Tutta questa manifestazione però non sarebbe assolutamente possibile se non ci fossero tantissimi volontari che prestano il loro aiuto e sacrificano il loro tempo nella Proloco di Roveredo di Guà. Quanti sono i ragazzi che danno una mano per la buona riuscita della manifestazione? Siamo un centinaio, non sono pochi, perché tenere 100 persone, dopo abbiamo tutte le ragazze giovani e avete visto che sono ragazze di 14, 15, 16 anni, quindi è difficile anche tenerle, ma in modo fino adesso siamo riusciti a farlo, quindi 100 persone qua ci siamo. E poi questa festa serve anche per conoscersi. Oh, quello è importante, quello è importante. Allora Cinzia, ma cosa ti spinge a venire a fare la volontaria in questa festa anziché andare a divertirti con i morosi, con gli amici? Perché ormai saranno 7-8 anni e mi diverto, fa gruppo e sento il paese così. Si cementano amicizie tra l'altro in queste manifestazioni, no? Sì, si forma proprio un gruppo numeroso di varie età oltretutto. Siamo tutti impegnati a fondo per questa festa e lo facciamo sicuramente per il paese. Siamo veramente, diciamo così, soddisfatti a vedere la gente che è soddisfatta e lavoriamo molto bene. Ma quanta soddisfazione avete nel vedere così tante persone che gustano il vostro prodotto? Lo so, mi vivo per esempio, perché mi devo consumare la mia vita a fare questa roba qua. Perché io ho cominciato a fare 50 anni che faccio era vecchio. Quanta fatica ci vuole nel fare questo lavoro? Se uno ha buona volontà che vede che c'è per sé, le fa, e se no va via amore, perché qua è tanto lavoro e sacrificio. Qua produciamo roba di marca, perfetta, senza, come si dice, senza conservare. Ovviamente non sarebbe festa se non si potessero anche degustare i piatti a base di radicchio. Ecco quindi che nello stand si sono predisposte oltre 500 posti a sedere, nei quali è possibile degustare, oltre al classico risotto al radicchio rosso di Verona, anche altri piatti della tradizione, quali la pearà, il cotechino, piuttosto che le salsicce e tutto quanto fa cultura gastronomica del nostro territorio. Tutti qua in fila ad aspettare il risotto questa sera? Sì, siamo qua che aspettiamo, con tanta pazienza perché qua ce ne è sempre poco. Se vedi che qua finito, gente che ne è tanta. Qual è la ricetta di questo buonissimo risotto? Basta fare un soffritto di cipolla, si tosta il riso, quando il riso è tostato si aggiunge del vino bianco, si sfuma il vino bianco, dopodiché quando serve si aggiunge del brodo, il condimento, un po' di tasta sale e il condimento per radicchi. È la stagione in cui il radicchio esprime la sua massima bontà, perciò di conseguenza è questo il periodo giustissimo per assaggiare il risotto al radicchio. La Fiera del Radicchio proseguirà fino a domenica 9 gennaio 2011, con spettacoli, animazioni, ballo liscio e tantissima allegria. Potrete trovare il calendario completo della manifestazione sul sito www.promoeventi.it.